Continua a tenere banco il tema del rinnovo delle concessioni balneari anche al Lido di Venezia. L'ipotesi di una gara per assegnare le concessioni, come imposto dalla normativa europea, secondo il vicepresidente di Union Mare Veneto Pierluigi Padovan, potrebbe rappresentare una grossa opportunità per il territorio, purché gli attuali gestori in carica, in caso di mancata riconferma, vengano adeguatamente indennizzati. Il tema principale sarà determinare l'equo indennizzo e quindi serviranno delle perizie che tengono cura di tutti gli aspetti sia degli investimenti sia dell'avviamento che i gestori hanno realizzato in questi ultimi anni. Al Lido la valutazione degli indennizzi schizza verso l'alto per la presenza delle capanne di inizio Novecento, con quotazioni che dovrebbero toccare, secondo i primi rilievi, cifre al top a livello nazionale. La questione è aperta, come l'ipotesi di avviare le gare entro il 31 dicembre 2023, dunque con le nuove concessioni a partire dal 2024. Un avvio della procedura che i comuni potrebbero far slittare al massimo di un anno in presenza di oggettive difficoltà. La presenza delle capanne e dei camerini e delle altre strutture fisse, ma soprattutto anche dell'avviamento che i gestori hanno saputo creare in questi anni, determinerà un valore superiore rispetto alle altre località dove sono presenti per esempio solo ombrelloni. Questi aspetti dovranno essere tenuti in considerazione e valutati in maniera approfondita da parte di tutte le autorità.